Buonasera a tutti, amici di Facebook, amici di YouTube, benvenuti a questo 33esimo martedì, diciamo, 33esima puntata della nostra rubrica La storia della musica e la sua estetica, attraverso la quale stiamo veramente scandagliando tutto ciò che riguarda l'essenza della musica classica, che come sapete, ci tengo a ripetere ogni volta per chi magari si unisce, buonasera Rosanna, si unisce a noi magari anche da ultimo e non ha seguito magari dal principio questo nostro progetto. Stiamo, ripeto, questa rubrica ci sta permettendo di scandagliare nei dettagli, anche nel limite chiaramente del possibile, considerando il tipo di incontri, mezzi a nostra disposizione, per conoscere la musica. Buonasera Renato. Per conoscere la musica e per poterla chiaramente per poterla capire anche durante un semplice ascolto, perché la musica classica, ma la musica in generale, al di là di a quale categoria appartenga o possa essere classificata, è sempre la musica. I concetti di base sono sempre gli stessi. La musica si fonda sull'armonia e quindi per poterla gustare appieno, non solo praticarla per chi magari è addentro alla musica in quanto mestiere, ma anche soltanto a chi ha piacere di ascoltarla, come dire, di dedicare a lei del tempo e che le permetta anche di cambiare, di modificare in meglio sicuramente il regime della nostra vita quotidiana. Colgo l'occasione per salutare tutti gli amici che si collegano da tutte le parti d'Italia, anche del mondo, perché potete seguire anche voi anche i saluti che arrivano in diretta, o amici che si collegano anche dall'Argentina, o che magari seguono la puntata poi in podcast, diciamo, e quindi è sempre una grande soddisfazione vedere come questa, mi permetto di usare il pronome mia, passione, ha questa capacità di appassionare allo stesso modo anche voi e perché no magari di aprirvi qualche orizzonte in più. Saluto anche, come sempre, le associazioni, le principali associazioni che sostengono questo nostro incontro settimanale, la FIDAPA e l'associazione di Roma iLive, che saluto cordialmente e con grande affetto, soprattutto il mio amico Paolo e consorte. Stiamo diciamo attraversando il periodo classico, come lo abbiamo definito all'inizio, diciamo quando abbiamo iniziato appunto questo percorso, e quest'oggi continuiamo appunto il nostro percorso. Abbiamo parlato della sinfonia da concerto, abbiamo parlato del concerto solistico. Questa sera invece andiamo avanti
proseguendo, addentrandoci, avete visto già dal sottotitolo della puntata, in alcune realtà di questo periodo, per poi cominciare anche a presentare le innovazioni dell'epoca classica, che poi, daranno chiaramente voce ai grandi artisti che poi man mano andremo presentando già da questa sera. Per cominciare a presentare l'argomento di questo martedì voglio assolutamente partire dalla, come avete visto nel sottotitolo, dalla scuola di Mannheim. L'avete sicuramente sentita nominare, la scuola di Mannheim, la scuola sinfonica di Mannheim, esattamente. Tra il 1740 circa e il 1778 Mannheim fu sede di un'importante scuola sinfonica che si formò intorno ad un nutrito gruppo di valenti strumentisti e compositori attivi presso la corte elettorale palatina. Siamo quindi in Germania. Questi artisti, in concomitanza con altri operanti altrove, contribuirono in modo significativo a modernizzare la tecnica orchestrale e a dare una precisa definizione della struttura della sinfonia. Fervido sostenitore delle attività musicali a Mannheim fu dal 1742 il principe elettore Karl Theodor di Pfalz-Bayer. Ammiratore entusiasta delle arti, lo abbiamo già nominato nella scorsa puntata, e appassionato dilettante di musica. Sotto il suo regno, l'orchestra di corte divenne una delle orchestre più ampie, abili e ammirate d'Europa, anche in conseguenza del fatto che l'organico vocale e strumentale della cappella di corte era tra i più numerosi. Nel 1745 la cappella annoverava 48 membri, 2 anni dopo 61 e ben 90 nel 1778, quando la corte palatina si trasferì a Monaco di Baviera. Una buona parte degli strumentisti, archi e soprattutto fiati, erano musicisti boemi, dal momento che numerosi erano allora gli strumentisti boemi attivi in tutti i territori di lingua tedesca. Nel 1756 l'orchestra di Mannheim, spero mi sentiate perché non vorrei ci fossero problemi con l'audio. Buonasera Antonio e ciao al mio amico Paolo che mi manda i saluti in diretta. Tutto ok l'audio? Mi date un feedback per favore, perché mi arrivano dei segnali dal microfono non molto chiari. Che qualcuno ecco, mi possa scrivere in diretta se si sente o se c'è qualche problematica, qualche disturbo. Tanto ecco, se non li leggo subito è perché sono un po' concentrata sulla questione. Allora, dicevamo, Monaco di Baviera. Nel 1756, esattamente, l'orchestra di Mannheim comprendeva 58 elementi, mentre le altre orchestre dell'epoca oscillavano tra i 20 e i 35. Pensate un po'. Tra i membri dell'orchestra hanno figurato per molti anni uno tra i flautisti più qualificati del tempo, esattamente l'alsaziano Johann Baptist Wendling e il virtuoso di fagotto Ritter Georg Wenzel. Sono nomi che sentiremo commisti alle vite dei grandi compositori. I concerti dell'orchestra si tenevano per lo più nel teatro di corte, il cosiddetto Schlosstheater, costruito sul progetto dell'architetto Alessandro Galli Bibbiena. Il teatro fu inaugurato nel 1742 e nel repertorio del teatro prevalsero le opere italiane, in particolare di Giomelli e di Traetta. Il repertorio dell'orchestra di Mannheim comprendeva soprattutto opere sinfoniche e concerti scritti da alcuni dei suoi componenti, spesso essi stessi impegnati in interventi a solo. Si tratta di lavori che si distinguono specialmente per lo sfruttamento delle possibilità dinamiche, coloristiche ed espressive dell'orchestra.
Alcuni celebrati effetti dell'esecuzione orchestrale dei Mannheimer, come l'alternarsi per esempio del forte e del piano o il crescendo, avevano comunque avuto importanti precedenti nella più vecchia sinfonia d'opera italiana. Già nell'Eumene, per esempio, del 1742, ad esempio, Giommelli aveva specificamente richiesto crescendo il forte. Troviamo proprio questa dizione, crescendo il forte. È pertanto da ridimensionare, secondo me, la tesi del musicologo tedesco Ugo Riemann, il quale nei primi anni del Novecento diede un peso eccessivo all'importanza storica della scuola di Mannheim. Nella prefazione all'edizione di 10 sinfonie di maestri di Mannheim, pubblicata nella serie dei Denkmäler der Tonstunden in Bayern, ossia monumenti musicali bavaresi, pubblicati a Lipsia nel 1902, lo studioso espose la tesi della unicità di queste composizioni, cercando di vedere in esse, sulla base di una visione ovviamente germanocentrica della storia musicale, il punto di partenza da lui ritenuto unico in Europa per la definizione dello stile sinfonico classico. Recenti ricerche musicologiche hanno però dimostrato in maniera convincente come gran parte delle caratteristiche dei Mannheimer andassero contemporaneamente apparendo in diverse opere sinfoniche della scuola italiana e viennese. Data la eccezionale levatura dei suoi membri, è probabile che l'orchestra di Mannheim, composta di autentici virtuosi, capaci di esprimersi validamente come solisti, superasse tutte le altre per la superba precisione, il rigore e la brillante musicalità delle esecuzioni. Fu soprattutto grazie ad una severa disciplina orchestrale che il complesso di Mannheim trasformò in senso moderno la prassi esecutiva, divenendo perciò il modello da seguire. Le lodi dei critici contemporanei erano infatti rivolte ai Mannheimer più in qualità di esecutori eccellenti che non di compositori. È in questo senso che l'orchestra fece una profonda impressione sul pubblico parigino, allorché si esibì a più riprese ai concert spirituel, ne abbiamo parlato, dagli anni 50 in poi. Frequenti infatti erano i permessi che l'elettore Karl Theodor elargiva all'orchestra per esibirsi in altre città. La ricca veste orchestrale delle sinfonie dei Mannheimer richiede l'uso di tutta una serie di procedimenti compositivi che, quantunque derivati dalla tradizione, soprattutto operistica, italiana e francese, per esempio, a cosa mi riferisco? L'ampia utilizzazione dei fiati, ad esempio, è sicuramente di derivazione francese. Vedete, per esempio, se ricordate, quando ne abbiamo parlato a suo tempo, l'opera di Rameau, per esempio, vengono assimilati in un contesto organico e coerente. Tra gli elementi stilistici, formali ed espressivi che risultano essere particolarmente caratteristici della scuola sinfonica di Mannheim figurano i seguenti. Ve li dico in maniera consecutiva. Prima di tutto la sonorità. L'orchestrazione raggiunge un notevole equilibrio tra archi e fiati. Accanto ai corni, molto spesso usati in funzione di pedale armonico, compaiono flauti, oboi e talvolta anche clarinetti. Ai Mannheimer si deve, per esempio, il definitivo impiego del clarinetto quale importante elemento di un'orchestra. I fiati assumono pertanto un ruolo solistico all'interno dell'orchestra. Nel gruppo degli archi considerevole attenzione è data al valore melodico della parte di viola. Della massima importanza è pure l'impiego di tecniche orchestrali intese a mescolare il colore timbrico degli archi e dei fiati, per esempio oboi e corni sopra un pedale tenuto dal violino. Il pedale sarebbe un'armonia tenuta ferma, senza cambiamenti. È da notare anche il progressivo rafforzamento della sonorità orchestrale in modo da contribuire all'estensione e, potremmo dire, anche al dilatamento della frase melodica.
Al crescendo si conferisce maggior respiro ed impeto. Spesso si realizzano mediante figure ascendenti e a lungo perduranti di tremolo degli archi. Sono anche frequenti le svolte improvvise e drastiche dal piano al forte e viceversa, al fine di ottenere un notevole grado di contrasto. Secondo punto caratteristico dei Mannheimer era l'armonia. Predilezione per la stabilità armonica, ottenuta per mezzo dell'allungamento notevole del ritmo armonico e dell'uso frequente del pedale di tonica, posto spesso nelle frasi iniziali di un movimento. Le modulazioni sono chiaramente delineate da motivi ben disegnati e sono accompagnate da lunghissimi crescendo. Non mancano contrapposizioni tra modo maggiore e modo minore, svolte armoniche improvvise e l'impiego di tonalità di distanza alla distanza di terza. Per esempio, se un pezzo è in Do maggiore, la distanza di terza, ne abbiamo parlato, l'intervallo di terza da Do e Mi, Do, Re, Mi, quindi tonalità di Mi maggiore. Un altro punto, una caratteristica peculiare dei Mannheimer è la melodia, ossia predilezione per i motivi ben disegnati e ben articolati, spesso presentati all'unisono in apertura dei tempi veloci. La costruzione dei temi avviene spesso per incisi contrastanti, mediante la progressiva espansione dei membri di frase, ad esempio frasi di 2 più 2 più 4 più 8 battute, e talvolta mediante la ripetizione stereotipata di frasi. Le melodie sono abbellite di appoggiature e di acciaccature espressive e per denotare questo tipo di melodie si usa la parola seufzen, ossia sospiri. Un'altra caratteristica peculiare è il ritmo. Tipici sono i ritmi maestosi, spesso puntati o fortemente marcati, impiegati in apertura dei primi movimenti. Gli andamenti sincopati sono tra gli espedienti, prediletti per creare tensione nel corso dei lunghi crescendo. Molto sfruttati sono gli effetti di accelerazione e di decelerazione ritmica, ossia il passaggio da valori lunghi a valori sempre più brevi e viceversa. Anche adoperati spesso sono i contrasti ritmici, cioè ad una frase a valori lunghi segue immediatamente e imprevedibilmente una frase a valori brevi. Un'altra, l'ultima direi, delle peculiarità è la forma, e qui ci soffermiamo un attimino di più. La ricca tavolozza sonora dell'orchestra di Mannheim richiedeva l'invenzione di un apparato tematico che utilizzasse svariati tipi di contrasto. A questa esigenza si adattava molto bene il disegno formale della forma sonata, ne abbiamo parlato, adottata di norma, come sappiamo, nei primi movimenti. In concomitanza con altri musicisti attivi altrove, i compositori di Mannheim contribuirono in maniera significativa alla netta differenziazione delle diverse aree tematiche, basandosi specialmente sul timbro orchestrale per rendere chiara la struttura della forma sonata. Si avvertì e si affermò la necessità di mettere di fronte aree di stabilità armonica ad altre instabili, contrassegnando ogni area con temi differenti. Ad un'enfatica esposizione di uno o più temi caratterizzate, come ho già detto, da estesi crescendo, note lunghe e maestosi ritmi puntati, si prosegue con temi modulanti e una volta raggiunta la dominante, cioè il quinto grado, si presentano temi contrastanti che hanno una consistenza più che altro lirica e cantabile. Le sezioni conclusive sono facilmente ravvisabili per l'uso di formule armoniche e melodiche invece cadenzanti. Predilezione particolare dei sinfonisti di Mannheim è di iniziare la ripresa con un tema del gruppo secondario, cioè alla tonica, al grado principale, ossia, piuttosto che con un tema del gruppo principale. Inoltre, i Mannheimer contribuirono in modo considerevole
a consolidare la struttura della sinfonia in 4 movimenti. Per esempio, vi faccio vedere adesso un'immagine e vi prego di adesso ve la metto davanti, poi vi spiego che cosa significa. Un attimino, che preparo l'immagine e poi passo da voi a condividere. Buonasera Alberto, benvenuto. Allora, un attimo che preparo questa immagine con questo esempio, giusto per farvi vedere, ecco, la questione della forma. Ecco qui, vediamo se riesco a proiettarla. Ecco, dovrei esserci riuscita adesso. Vi chiedo solo di farmi sapere se riuscite a vedere la condivisione schermo. Allora, share screen. Dovreste riuscire a vedermi adesso. Ecco, come vedete in questa foto qua. Allora, guardate in questo esempio, notate la varietà ritmica di questo presto. Vi ho messo chiaramente soltanto una parte, un incipit. Guardate la varietà ritmica. Osservate soltanto la scrittura. La dinamica differenziata, guardate, forte, piano, pianissimo addirittura, crescendo lunghissimo che culmina in un fortissimo, per esempio. La lunghezza anche, direi, della frase d'inizio, come vedete, di 4 battute più altre 4 battute, nonché le stesso passaggio in crescendo, come vedete nel terzo rigo finale, su queste note ribattute, questo lungo crescendo culminante in un fortissimo. Questo esempio, precisamente, è tratto dall'inizio del primo movimento, per chiunque di voi volesse andare ad approfondire, della sinfonia in re maggiore di Stamitz. Poi magari alla fine della puntata, magari come ascolto, la proponiamo, ovviamente, sempre se la troviamo su YouTube, compresa esattamente nella raccolta La melodia germanica opera 11, stampata a Parigi nel 1758. Quindi questo è per quanto volevo farvi vedere buonasera agli amici che si stanno aggiungendo anche se adesso al nostro discorso. Quindi avete visto, ecco, avete avuto un'idea anche di come erano scritte le partiture. Autentico iniziatore a questo punto della scuola di Mannheim fu il compositore virtuoso violinista boemo, l'ho appena nominato, Johann Stamitz, di cui sentiremo qualcosa, penso, in chiusura. Vi prego di verificare che non dica stupidaggini, tra il 1717 nascita e il 1757 morte, qualcuno verifichi. Nominato primo violinista nel 1741, Concertmeister, come si dice, nel 1745-46 credo, e direttore nel 1750, sotto la sua guida l'orchestra guadagnò le qualità espressive e la brillantezza d'esecuzione che stupirono i contemporanei. Le sue 58 sinfonie, che rappresentano il nucleo più cospicuo e significativo della sua produzione, si distinguono per l'uso della struttura in 4 tempi. Il vigore ritmico delle idee tematiche e lo sfruttamento delle possibili timbriche della compagine orchestrale. La prima generazione dei Mannheimer include inoltre un altro personaggio che sicuramente avrete sentito in altra veste, Franz Xaver Richter. Non è imparentato con i Richter che conosciamo oggigiorno, compositore questo legato in prevalenza alla tradizione del passato, quindi orchestrazione conservatrice, uso del basso continuo, eccetera, eccetera. Il viennese, faccio qualche nome per chiunque di voi volesse anche approfondire in qualche modo, il viennese Ignaz Holzbauer, lo sentiremo più avanti con Mozart, tra l'altro anche compositore che ama adottare uno stile antiquato nei movimenti, per esempio in forma sonata. I gruppi tematici nelle sue opere non sono sufficientemente differenziati, per esempio.
anche autore della prima opera di successo in lingua tedesca, che si chiama Günther von Schwarzburg. Siamo a Mannheim, 1777. Oppure ancora mi viene in mente il violoncellista Anton Fils, i cui lavori si distinguono per la notevole vena melodica. L'impulso innovativo, quindi, dato alla sinfonia, soprattutto da Stamitz, fu quasi del tutto abbandonato, vedremo, dalla seconda generazione dei Mannheimer. A questo gruppo di compositori appartengono per esempio Karl Josef Toeschi, di cui sono notevoli le figurazioni melodiche fondamentalmente virtuosistiche affidate ai primi violini, Christian Cannabich, il quale fu alunno di Jommelli e le cui composizioni rivelano una raffinata padronanza del timbro orchestrale. Infatti a lui fu affidata la direzione dell'orchestra nel 1774. Abbiamo anche Franz Ignaz Beck, autori di audaci esperimenti dinamici, orchestrali e armonici. Il figlio di Johann Stamitz, Karl, virtuoso di violino e di viola, molto attento alle differenziazioni tematiche nei primi tempi e autore di un numero cospicuo, 38, di sinfonie concertanti. L'indirizzo dato alla scrittura orchestrale dai Mannheimer influenzò una schiera di compositori, anche perché i loro lavori sinfonici furono molto apprezzati a Parigi, dove molti di questi lavori furono dati addirittura alle stampe. A raccogliere precocemente i nuovi orientamenti di Johann Stamitz fu in particolare Gossec. Nella sua raccolta dal titolo Sei sinfonia più strumenti, opera 5, stampata a Parigi nel, credo, 1761-62, egli adotta la struttura in 4 movimenti, amplia l'orchestrazione aggiungendo la coppia di clarinetti, pratica un'autentica opposizione dei gruppi tematici nei movimenti in forma sonata. Le esperienze stilistiche dei Mannheimer hanno lasciato tracce inconfondibili anche su alcune composizioni strumentali di Wolfgang Amadeus Mozart, il quale soggiornò, come sappiamo tutti, in quella città nell'inverno 1777-1778. Mozart fu molto positivamente impressionato dall'ottima orchestra, mantenne buoni rapporti con il suo direttore Cannabich e con alcuni virtuosi attivi alla corte palatina, come per esempio Wendling, Welzel e il celebre tenore addirittura Anton Raff, primo idomeneo dell'opera omonima, per dire. Ecco, la sonata per pianoforte in Do maggiore K309, per esempio, chi è pianista la conosce, chi non è pianista può anche andare ad ascoltarla. La sonata per pianoforte, ripeto, in Do maggiore K309, fu composta a Mannheim per la figlia di Cannabich, esattamente, Rose, alla quale il compositore salisburghese impartì lezioni di pianoforte. In una lettera al figlio dell'11 dicembre 1777, Leopold Mozart compie alcune osservazioni sul gusto di Mannheim, chiamiamolo così, facendo specifico riferimento a questa sonata che Wolfgang aveva inviato alla sorella Nannerl, Marianna, chiamata Nannerl come sappiamo. E inoltre è stata avanzata l'ipotesi che la sonata per pianoforte in Do minore, invece K457, per chiunque volesse, ripeto, andare ad ascoltarla, pubblicata a Vienna nel 1785, fosse stata composta proprio intorno al 1778, quindi influenzata anche questa dal gusto di Mannheim. I primi movimenti di questi due lavori, quindi K309 e K457, ma si può vedere anche l'adagio della 457, rivelano i tratti stilistici tipici dei Mannheimer, profilo maestoso dei temi iniziali presentati all'unisono, dinamica ricca di violenti contrasti espressivi, melodie ornate di accenti patetici, per esempio i caratteristici sospiri. Evidente quindi è l'intenzione di Mozart di adeguare l'ideale sonoro del pianoforte
strumento che all'epoca, come vedremo a breve, stava subendo importanti miglioramenti tecnici inerenti all'ampliamento, per esempio, del pedale di risonanza, alla sonorità orchestrale, quindi abbinare il pianoforte a questa completezza timbrica. Il ricco tessuto orchestrale, guardate per esempio l'idea delle viole divise, della splendida sinfonia concertante in Mi bemolle maggiore K364, sono brani che analizzeremo poi quando parleremo di Mozart, ma chi prende appunti può anche sentirle in questa settimana fino alla prossima puntata per approfondire il nostro discorso. Scritta a Salisburgo nel 1779, ripeto, sinfonia concertante in Mi bemolle maggiore K364, anche questa dimostra l'assimilazione dei caratteri tipici della scrittura sinfonica di Mannheim. Abbiamo nominato il pianoforte. A partire dal 1750 circa, il pianoforte, all'epoca spesso denominato fortepiano, costituì un importante mezzo di diffusione della musica e tale restò fino ai primi decenni del XX secolo. Lo strumento fu inventato a Firenze, come sappiamo, dal padovano Bartolomeo Cristofori, accordatore e riparatore dei clavicembali alla corte dei Medici. Al 1690 risale la prima tastiera realizzata dal Cristofori, che attualmente si trova al Museo Bardini di Firenze. Da lui, battezzato gravicembalo col piano e forte, lo strumento di Cristofori conteneva già parti essenziali della meccanica del pianoforte moderno. Consisteva nell'applicazione di una martelliera, immaginate il pianoforte ovviamente, di una martelliera proprio letterale al clavicembalo, che rendeva possibile graduare l'intensità del suono mediante la maggiore o minore pressione sui singoli tasti. Come sappiamo, il clavicembalo invece era uno strumento a pizzico, mentre invece il pianoforte è a percussione, quindi una martelliera che picchia sulle corde e quindi in base se spingiamo più forte o meno otteniamo un piano o un forte. Questi martelli erano collegati, questi tasti, i tasti del pianoforte, erano collegati a dei martelletti forniti di uno scappamento e smorzatori singoli per ogni corda. Il diagramma che adesso vi presento, che ho preparato qui per voi, un diagramma proprio tecnico, è una sezione tecnica del pianoforte, riproduce, adesso ve la faccio vedere, la meccanica di un pianoforte costruito da Cristofori nel 1726, attualmente, come vedremo adesso, custodito a Lipsia nel Museo degli Strumenti Musicali dell'Università. Adesso ve lo faccio vedere, trovo la foto prima, eccola qua. Dovreste, allora adesso un attimo che cerco di la proietto, che purtroppo ho avuto problemi con la questione. Eccola qua. Allora, vediamo un pochino se riesco a far vedere a voi quello di cui sto parlando. Mi dovreste vedere. Adesso tiro su l'immagine. Ecco, questa è la sezione, dicevo, del pianoforte costruito da Cristofori e conservato a Lipsia. Spero lo vediate. Allora, vedete, ecco il tasto, lo vedete, c'è scritto proprio, c'è proprio la leggenda, tasto. Vedete tutta la questione la molla di richiamo del montante, la corda, quella sopra dove vedete il martelletto spinto in alto verso l'alto dal tasto, ovviamente, vedete, non so se vedete il mio cursore, viene spinto verso l'alto per andare a toccare la corda e così farla risuonare. Quindi è un sistema di leve, poi chiaramente il rivestimento in pelle, la guida del tasto. La guida sarebbe, diciamo, la posizione di equilibrio del tasto. Quindi la cosa fondamentale rispetto al clavicembalo è l'esistenza di questo martelletto, lo vedete qui, che spinto in alto dal montante viene portato a percuotere la corda.
E così, in base alla, come dire, alla intensità con cui viene spinta questa corda, a sua volta il tasto suonerà piano o forte, ovviamente. Questa sezione rappresenta chiaramente un modello di strumento costruito da Cristofori e conservato, ripeto, al Museo degli Strumenti dell'Università a Lipsia. Chiunque di voi andasse a fare un tour a Lipsia può andare benissimo a vederlo. La differenza principale quindi tra clavicembalo e pianoforte è quindi il modo in cui vengono fatte vibrare le corde. Nel primo, nel cembalo, sono pizzicate da lamelle messe in movimento dai tasti e per questo motivo, a differenza del pianoforte, il volume del suono resta invariato. Nel secondo, invece, i tasti muovono dei martelletti, come avete visto nella sezione poc'anzi, che colpiscono le corde e c'è la possibilità di modificare in questo modo le dinamiche a seconda dell'intensità del tocco. Sulla rivoluzionaria invenzione di Cristofori si basa l'industria moderna del pianoforte. Vale notare infatti che la ricerca di espressione artistica di molti compositori è stata da sempre condizionata dai limiti e dalle possibilità offerte loro dai costruttori di strumenti messi a disposizione. Nel secondo Settecento si passò a perfezionare continuamente la meccanica del pianoforte e a migliorarne in questo modo la qualità del suono. In Germania, a Vienna e a Londra si trovavano i più apprezzati costruttori di pianoforti, strumenti che fino ai primi dell'Ottocento aveva una sonorità discreta, un timbro sottile e penetrante, un'estensione diciamo compresa, prevalente però anche nel clavicembalo, di 5 ottave, ossia dal Fa grave al Fa 5. Acquistarono fama europea i pianoforti costruiti dal tedesco Johann Andreas Stein, attivo ad Augsburg. La ditta poi si trasferì a Vienna dopo la sua morte e dallo scozzese John Bradwood, 1732-1812 se non sbaglio, il quale operò a Londra dal 1763. Broadwood rinforzò per esempio la cassa, ciò rese possibile cioè un timbro più robusto, perfezionò i due pedali, estese la tastiera a 5 ottave e mezzo nel 1790 e quindi a 6 nel 1794. La principale differenza tra questi strumenti e il pianoforte moderno consiste nella struttura della tavola armonica, che è in acciaio, mentre nel fortepiano è in legno. A partire dal 1770 circa si allargò sempre di più la base d'utenza del pianoforte. Lo strumento entrò gradualmente nelle case delle famiglie nobili e benestanti e nelle sale da concerto viennesi, londinesi, parigine e tedesche. Si cominciò così a formare una copiosa letteratura pianistica alla quale prestarono la loro opera tutti i compositori del tempo. Nell'ultimo decennio del secolo, ad esempio, Vienna era una città di pianisti. Se ne trovavano più di 300 addirittura, la maggior parte dei quali insegnava lo strumento ai rampolli delle migliori famiglie. È stato stimato addirittura che nella Vienna del tempo vi erano probabilmente ben 6.000 studenti di pianoforte. Per allora era tanto, un numero enorme. Al pari di Vienna, Londra e Parigi diedero un forte impulso al mercato delle composizioni pianistiche. È da tenere presente che la letteratura pianistica presuppone una nuova organizzazione ormai industriale dell'editoria musicale, con notevoli tirature di ogni pezzo di raccolte date alle stampe in quell'epoca. Ovunque si favorì senz'altro la produzione di brani di carattere didattico. È stato stimato che dei quasi 6.000 studenti e altrettanti 6.000 titoli di composizioni pianistiche, uno per ognuno, a quanto pare, dati alle stampe tra il 1760 circa e il 1800, ben 900 circa siano lezioni, chiamiamole così, e metodi per l'apprendimento della tecnica tastieristica. Numerosi sono brani
di, potremmo dire, tra virgolette, facile esecuzione, ossia pezzi di derivazione vocale, forme di danza quali il valzer, eccetera, intesi a soddisfare la moltitudine di pianisti amatori e studenti di pianoforte. Numerose sono anche le sonate per pianoforte solo o a quattro mani, scritte dai compositori con finalità pedagogiche, ossia per la esercitazione dei loro allievi. Alcune non sono altro che trascrizioni di sinfonie orchestrali, redatte con lo scopo di introdurre lo scolaro nel campo della musica sinfonica. Intorno alla fine del Settecento la sonata per pianoforte si cristallizzò nel tipo a tre movimenti distinti e di carattere contrastante, nella successione che ora vi dico, che poi la ritroveremo in Mozart e poi anche poco, perché con Beethoven poi si trasformerà. Un primo tempo veloce, quasi sempre in forma sonata, un secondo tempo d'andamento lento che può essere nella forma ABA1 in realtà, ABA1, oppure consistere in un tema con variazioni, e terzo, un tempo di nuovo veloce, spesso nella forma di rondò, con l'alterno ricorrere di un episodio principale, ne abbiamo già parlato, nella tonalità di impianto, fa altri episodi secondari, di solito in altre tonalità. Nelle sonate di Haydn, per esempio, che vedremo nella prossima puntata, perché andremo a conoscere proprio Haydn martedì prossimo, il movimento finale è spesso un minuetto con trio. Benché non fosse un pianista virtuoso, Haydn, come vedremo, fu un profondo conoscitore della tastiera. Come lo dimostrano le sue 48 sonate per pianoforte, sicuramente autentiche, che si distribuiscono sull'intero arco della sua carriera artistica. Sono lavori, come vedremo, caratterizzati da un lessico espressivo e di stile estremamente variegato. Furono espressamente concepiti per un'ampia circolazione a mezzo stampa o di copie manoscritte, rivolti sia ad esecutori molto esperti, sia a dilettanti non professionisti. Il numero cospicuo di allievi disposti ad imparare il pianoforte impose inoltre la creazione di una migliore metodologia di studio, adeguata a sfruttare le possibilità sonore dello strumento. Il primo metodo dedicato esclusivamente al pianoforte fu scritto da Johann Peter Milchmeier. Siamo tra il 1750 e il 1813, se non sbaglio, dal titolo Die wahre Art des Pianoforte zu spielen, ossia la vera maniera di suonare il pianoforte, stampato a Dresda nel 1797. Adesso fece seguito nello stesso anno proprio il trattato di Ignaz Joseph Pleyel, conosciamo tutti questo nome, scritto in collaborazione con Jan Ladislav Dussek, sì, 1812, anche qui più o meno, quello che si intitola il Méthode pour piano, stampato a Parigi nel 1797. Ed è qui che ci avviamo alla conclusione, giusto per rimanere sempre nei nostri 60 minuti, la figura di questa sera. Muzio Clementi. Tra i metodi per pianoforte dati alle stampe, un posto di primo piano occupa alla francese, però l'originale chiaramente è nominata in inglese, Introduction to the Art of Playing on the Pianoforte, ossia Introduzione all'arte di suonare il pianoforte di Muzio Clementi, appunto, pubblicato a Londra scusate, nel 1801. Il metodo ebbe larga diffusione, come lo dimostrano le ben 12 edizioni in Inghilterra e 26 all'estero, tra cui in Italia. Beethoven, per esempio, il quale nutrì una grande stima per Clementi, utilizzò quest'opera nel 1816 per l'istruzione pianistica del nipote Carl. Tra il 1817 e il 1826 Clementi pubblicò a Londra una serie di 3 volumi dal titolo, conosciutissimo soprattutto tra i pianisti, Gradus ad Parnassum, ossia Salita al Parnaso, proprio il caso di dirlo. Quest'opera didattica, rimasta alla base della tecnica pianistica moderna, chi ha studiato pianoforte
agli incubi ancora, contiene 100 esercizi, chiamiamoli così, ognuno dei quali inteso a sviluppare una o più tecniche pianistiche, come le veloci successioni di terze, seste, ottave parallele, scale, arpeggi, legato, staccato. Nello stesso tempo l'opera fornisce esempi di forme classiche, per esempio preludi, fughe, canoni, movimenti in forma sonata, rondò, eccetera, eccetera, e di stile. Per esempio potete, chiunque vuole, ma possiamo anche provare a vedere se c'è su YouTube per concludere, la scena patetica numero 39 oppure Bizzarria numero 95. Possiamo vedere di sentire qualcosa. Clementi è la figura più rappresentativa del pianismo del periodo classico, è l'epiteto, scusa, sono stanca, che gli fu attribuito di padre del pianoforte, trova senz'altro giustificazione, in quanto fu tra i primi compositori che si dedicarono all'esplorazione sistematica delle più svariate possibilità tecniche ed espressive dello strumento. Romano di nascita, Clementi si trasferì appena 14enne, siamo nel 1766, in Inghilterra e lì trascorse quasi per intero il resto della sua vita, svolgendo l'attività di pianista virtuoso, compositore e didatta. Dal 1790 non si presentò più in pubblico come pianista e si dedicò soprattutto all'attività di editore e di titolare di una fabbrica di pianoforti. Compì lunghe tournée sul continente per come dire, esibirsi in concerti, per collocare i suoi pianoforti e per stringere accordi con i principali editori europei. Egli fu tra i primi compositori a convogliare le proprie energie creative pressoché esclusivamente alle composizioni per pianoforte, strumento che egli talvolta concepì veramente in termini orchestrali. Alcune sue sonate, per esempio, potete anche ascoltare la numero 2 dell'opera 34, per esempio datata 1795, cominciano con una introduzione lenta ispirata alla sinfonia, per esempio. Oltre ad una cinquantina di pezzi, toccate, fughe, capricci e danze, per uno o due pianoforti, la produzione di Clementi comprende quasi 6 dozzine di sonate per pianoforte solo, altre con accompagnamento ad libitum di violino e qualche volta anche di violoncello, per la maggior parte composte tra il 1782 e il 1802. Alcune sonate sono brani semplici, solitamente a due parti, con bassi albertini, sappiamo che cos'è, ve l'ho spiegato, affidati alla mano sinistra, che sorreggono melodie cantabili invece alla mano destra. Altre sonate invece richiedono un notevole impegno tecnico e artistico e si distinguono per i contrasti di dinamica, visto che abbiamo parlato anche di Mannheim stasera, di registro, di tocco, oppure per la valorizzazione della piena sonorità dello strumento. Per esempio, vi consiglio, chiunque voglia anche suonare, praticare o anche ascoltare, consiglio in particolare le raccolte dell'opera 7, 12, 23, 25, questo è il numero di opere che consiglio proprio per questa folta, come dire, inventiva, tecnica e anche melodica, vedete, è piacevolissimo. 7, 12, 23, 25, 33, 37, 40, 47 e 50. Queste sono le opere più didattiche per quanto mi riguarda, ma anche le più, secondo me, ricercate. Io avrei ultimato qui, ci rimangono dunque 10 minuti, ultimo qui perché la prossima figura con cui ci andremo a confrontare è il primo dei tre pilastri del classicismo, ossia Franz Joseph Haydn. Chiaramente rimando alla prossima puntata perché è un mondo anche questo, ma per concludere volevo proporvi l'ascolto, lascio scegliere a voi magari a questo punto, se sentire qualcosa dei Clementi, magari, oppure se sentire qualcosa dei Mannheimer. Quindi lascio a voi tempo un secondo di mandarmi qui come commento
la vostra scelta, la maggioranza vince, come al solito. Quindi o Clementi, uno dei brani che vi ho chiaramente annunciato in modo da rimanere in tema, oppure Mannheim. Aspetto i vostri feedback, così intanto io riposo la voce, preparo YouTube. Facciamo che la maggioranza vince, per modo di dire. Il primo che scrive è quello che farò, quindi è una gara. Quindi il primo che scrive o Mannheim o Clementi seguirò il Clementi, perfetto. Allora Clementi, vediamo intanto cosa troviamo su YouTube. Vediamo di trovare. Io sentirei qualcosa dal Gradus ad Parnassum, visto che stiamo parlando di quello. Clementi Gradus ad Parnassum, vediamo un po'. Vediamo qualche titolo. Vi do qualche titolo, perché me li ero appuntati qui. Vediamo se c'è la scena patetica, numero 39. Scena patetica, numero 39, Clementi. Non è detto che ci sia. Sì, ce l'abbiamo. Non sappiamo chi è il pianista che ci delizierà, però vediamo di capire cosa riusciamo a trovare. Forse questo? Bruno Canino? Perché no? Ci piace. Un attimo, troviamo qualcuno che ci possa deliziare. Lo spada. Ok. Vi prego di darmi un feedback sull'audio. Ok, do il via. Sperando che non parta la pubblicità. È partita la pubblicità. Ok, un attimino. Con la dentiera, fantastico. Ok, via. Carlo Bruno, non da poco.
basta. Ecco, avete sentito qualcuno, ecco, che è abituato magari ad ascoltare, è abituato anche all'ascolto di vario repertorio, ha sentito già qualcosa di Liszt anche qui dentro, queste melodie cromatiche utilizzate anche nei primi studi scritti da Liszt per pianoforte. Oppure avete sentito sicuramente anche quello che troveremo anche in Beethoven, per esempio. Quindi, insomma, Clementi ha consegnato al futuro delle ottime basi su cui i grandi artisti che andremo a conoscere a breve hanno sicuramente fatto fruttare il loro lavoro, che poi ha costituito, diciamo, le basi della musica, di come la concepiamo oggi e di come anche la amiamo. Sono qui di nuovo a ringraziarvi anche per questo martedì, per aver trascorso questa ora e 5 minuti insieme, in compagnia non solo delle mie... Esatto, Antonio, molto molto Beethoven, rispondo ai vostri commenti, molto Beethoven, ma anche qualcosina del primo Liszt. Quindi Beethoven, insomma, poco più avanti, è stato un vero e proprio didatta, chiaramente. Dunque, vi ringrazio per essere stati qui insieme a me anche per questo martedì. Ci rivediamo martedì prossimo, chiaramente, sempre alla stessa ora, alle ore 21, qui sulla mia pagina Facebook e sul mio canale YouTube, per chiunque volesse utilizzare anche l'altro canale, andando, diciamo, accogliendo la figura di Franz Joseph Haydn. Troverete comunque sempre l'anteprima, il giorno prima o il giorno stesso, che vi annuncerà, insomma, l'orario, talvolta può subire anche qualche variazione del nostro incontro. Un abbraccio a tutti, ringrazio ancora le associazioni che tutti i martedì hanno la pazienza di supportarmi e sopportarmi anche, e vi do appuntamento, cari amici, a martedì prossimo qui su Facebook e su YouTube. Buonanotte.